Andavamo lì sui lavatoi, o ragazze oppure anche le nostre mamme si univano assieme e lì parlavano del più del meno. Certo, venivano fuori anche dei pettegolezzi perché certe donne non erano capaci di star zitte. Quando si veniva giù, che ero piccolo, con mio papà, 5, 6 anni, 10 anni, che ho sempre seguito mio papà, ho sempre avuto la passione, si vede che l'ho ereditata da lui, venivo giù qua la sera e la mattina all'aspetto delle anatre. Allora cosa si faceva? Per poter avere la garanzia di rimanere a galla finché non si era bravi nel nuotare, si andava nei campi di grano turco, si rubava al contadino le zucche, e quelle galleggiavano bene, e ci si buttava nell'acqua tenendo ben stretta questa zucca, che serviva praticamente da salvagente. Dunque questa è un'acqua risorgiva che nasce circa vicino alla stazione ferroviaria di Gemona. Ma come questo corso d'acqua qui, fino agli anni 50 c'erano a decine qua in giro che alimentavano l'Edna. L'Orvenco, torrente Orvenco che scende da Montemaro di Santa Maria Maddalena, da quelle parti là, un tempo portava acqua risorgiva, ma adesso non viene giù più perché hanno fatto le prese dell'acquedotto per Artegna, l'Orvenco è asciutto. Non solo l'Orvenco, tanti altri canaletti. Il torrente Vegliato, che praticamente parte da Stalis, in comune di Gemona, dove c'erano le cave del ghiaccio di una volta, anche lì c'era un po' di acqua risorgiva. Acqua risorgiva non esiste più, anche quello scolma solo le acque meteoriche, pioggia, cose lì. Chi di competenza dovrebbe ragionarci che con la natura non si scherza, che bisognerebbe lasciare un minimo vitale in questi corsi d'acqua, minimo vitale, in modo che le morfologie del terreno, non so se si dice così, non so come si dice, non sia proprio diciamo così, un paesaggio lunare. Tutti i corsi d'acqua abbiano quel verde caratteristico che sono in tutti i canali di acqua pura, e anche la fauna e la flora non ne soffrono. Non avevamo l'acquedotto in casa, toccava andare nelle fontane a prendere l'acqua tanto per lavarsi come per bere. Non era il bagno per andare a lavarsi, non era la doccia, bisognava lavarsi nella tinozza. Veramente la tenevamo da conto, perché anche per lavarsi la faccia la mattina avevamo un piccolo catino e mettevamo l'acqua lì, ci si lavava. Non è per quello che eravamo sporchi, ci si lavava sempre, ma con più cautela, e poi si faceva più attenzione a non sporcarsi. Dico la sincera verità che l'acqua, come che sarà anche adesso, indispensabile, perché adesso ne adoperano molto di più, con tutte quelle lavatrici, tutte quelle cose lì, ne adoperano molto di più di una volta noi, perché per lavare noi andavamo dove nasceva, quindi non la rubavamo, non la prendevamo dall'acquedotto, che l'acquedotto viene soltanto da una risorgiva, sarà grande tutto quello che volete, però io so che adesso l'estate l'acqua manca. Per andare a lavare tutti i giorni, dove passava magari un ruscello che l'acqua era pulita, non era come adesso, perché non andavano dentro né fogni né niente, perché le fogne una volta se la portava via, anche le vasche dove avevano animali raccoglievano tutte le urine, tutte queste cose qui, e dopo le portavamo nei campi. Quindi non erano fogne che andavano giù, anche nei piccoli ruscelli. Facevano un buco, un bel buco, e lì si andava a lavare le piccole cose, si portava magari un asse da casa in legno. Una volta il Cormore era pulito, che passa vicino a casa mia, si poteva andare a lavare anche lì. Io e mio fratello andavamo a prendere i gamberi, adesso non c'è più niente, non c'è. Erano anche qua le cappe di acque dolci, identiche.
E a voi che sto parlando forse è una novità. Ecco, erano le cape grandi o anche più grandi di quello che sono nel mare e si le raccoglieva col rastrello, assieme alla tinca, assieme all'anguilla. In queste piccole pozze, quando veniva tanto freddo, che venivano 30 cm, 40 cm di ghiaccio, dentro il ghiaccio si spaccava il ghiaccio e si trovava l'anguilla, bene conservata. 1, 2, 3, 5, 17 anguille ben conservate, come un congelatore. Cosa che a dirlo adesso si stenta a crederlo. E io vi capisco perché queste cose ormai non succedono più da 40 anni, da 50 anni. Qui a Buia c'erano delle pompe cosiddette PLOC per friulano, che ogni famiglia aveva la sua acqua, pura, non contaminata, bevibile, perché se ne poteva bere un fiasco che non faceva niente. Era tanto pesce, trote, cavedani, anguille, c'erano delle famiglie che vivevano proprio di pesca, del pescato dell'Edra, era un pescato, diciamo, pregiatissimo, perché le acque dell'Edra erano risorgive. Ai tempi che furono, si faceva qui a San Floreano, la festa della trota era l'unico posto qua in giro che fosse un pesce così pregiato, diciamo, pregiatissimo. I pescatori pescavano con le reti, con le dovute maglie, larghezza della maglia, norma di legge, poi la raffia, cosiddetta la raffia, cioè cos'era? Come lo posso descrivere? Una rete come diciamo una massa più larga e passavano sul fondo dove c'era poca acqua, pescavano i cavedoni. Naturalmente quelli di Frodo, la notte, partivano con i fanali a carburo con la fiocina. Questo pesce prima di tutto lo tenevano per uso domestico, quello che era in più lo vendevano. Arrivavano alle 4 del mattino dopo una battuta di pesca tutta la notte e andavano a vendere sul mercato a Udine col carretto. Quando arrivavano, questa trota, questo pesce pescato nelle acque dell'Edra era sfulminato perché era un pesce veramente pregiatissimo. Col rastrello lo immergeva, si tirava sull'erba e dentro l'erba erano i gamberi, era la tinca, era la trota, era la lampreda e ogni volta o quasi ogni volta si tirava su qualcosa, cosa che adesso sono tutte acque morte, questi piccoli rigagnoli, perché sono tutti inquinati dai diserbanti e dalla concentrazione dei concimi chimici. È rimasta la trota, quando la seminano, generalmente la mollano nell'Edra il venerdì per poi mandare i pescatori a prenderla il sabato. Poi erano anche delle cuoche specialiste, ce n'erano 3 qua, che nessuno cucinava le trote come loro. Nessuno. Avevano i loro ingredienti da mettere, la cipolla, l'aglio, l'olio, 3 giorni in fusione. Neanche i loro nipoti non sono riusciti a capire il segreto di questa ricetta, che stanno lavorando ancora. Dicevano come mai mia nonna che faceva un profumo fantastico, no? Un odore che inebriava il cervello, un odore proprio insomma una cosa incredibile. Questo canale alla mia sinistra, l'acqua viene derivata dall'Edra, canale madre. Faceva funzionare il mulino e la fabbrica di cemento e poi veniva restituita all'Edra. A Buia, invece qua in questa bassa San Floreano, Sopramonte,
Tomba, a Villa Andreuzza, c'erano 5 canali di questo tipo. C'era questo qua del mulino di Nea, il cosiddetto, cioè l'ex Perini. Poi c'era la grava prima, faceva funzionare la segheria, il mulino e la fabbrica dei zoccoli. Subito a valle di questi stabilimenti artigianali l'acqua veniva restituita all'Edra. C'è la grava seconda che faceva funzionare il mulino cosiddetto di Pevar, la segheria. Oltre che il mulino, la segheria, la Rogia Grava seconda proseguiva verso Andreuzza. Lì c'erano i mulini Cozzutti, 2 mulini, uno industriale e uno artigianale, più prima la segheria, poi nel 1926 è stata fatta la fabbrica di forche, Vatolo, che le esportavano anche in Argentina, in tutto il mondo. Forche per l'agricoltura, per caricare il fieno, forche per levare le patate, forche per muovere la terra alle donne che facevano l'orto, con i denti larghi, tutto un 5-6 qualità di forche, ma le mandavano per tutto il mondo. Poi c'era il cosiddetto Rio Ram e Rio Rai. Sul Rio Rai funzionava una trebbiatrice, più producevano un po' di corrente per la frazione di Campo di Sotto, fino al 1950. Il Rio Ram invece c'era proprio acqua risorgiva che si scaricava nell'Edra. Poi abbiamo, sempre in comune di Buia, a valle dei mulini Vatolo, parte dell'acqua della Rogia Grava seconda faceva funzionare un mulinetto anche, c'aveva una sola macina e anche questa poi andava nell'Edra. Ai Battaferri Vatolo di Tomba c'era anche lì un mulinetto, oltre che il battiferro, che si chiamava il mulino di Sciortone Mulinar. Poi a Tomba lo stesso c'era il lavatoio, vicino al lavatoio c'era un fabbro ferraio, un artista. Il Ledra a sua volta, quando aveva ramassato tutte queste acque, andava giù assieme al Rio Gelato, si univano e andavano, dopo aver dato energia a tutta una zona completa, andavano a sboccare nel tagliamento. La mia infanzia posso dire di averla vissuta in mezzo alle acque, con il Ledra e i suoi affluenti, che ben conoscevo dal momento che si andava a nuotare e si andava anche a pescare. A pescare sia di giorno che anche di notte. Questo andare a pescare di notte voleva dire andare a pescare di frodo col faro a carburo e la fiocina. Nel ritorno c'era sempre la soddisfazione di aver pescato o l'anguilla o la trota. Quando in un anno si ammazzavano 10-15 anatre era già stata una stagione eccezionale, adesso ce n'è tante di più, però non è più la caccia di una volta, non è il modo di stare assieme, ecco, adesso si va a caccia per passare un'ora per essere fuori dai fastidi che sia durante il giorno col lavoro e altre cose. Una volta era lo stare assieme, il comunicare, il dialogare, che adesso manca, penso. A me manca personalmente molto. Qua era un punto di ritrovo. Vedi là il segno dove c'è quell'erbacea, l'acqua arrivava fin là, poi cascava. Giù. Sì, praticamente sono dal pelo inferiore al pelo superiore erano 80 cm di dislivello. Dove qui si può, se era i tempi che erano, qui si può ricavare circa più di 30 kW di energia pulita. L'acqua ha dato l'impulso al Friuli, non solo a Buia, tutto il Friuli, perché anche in Carnia, con tanta acqua c'è, le segherie producevano legname, tavole per la flotta veneziana, per i legni veneziani cosiddetti. Poi, insomma, non c'è una parola fine di ciò che l'acqua poteva fare, non esiste. L'acqua è da all'infinito, non c'è
Non c'è a dire no, l'acqua arriva fin lì, no è vero, l'acqua da... Era un lavatoio abbastanza grande perché aveva due vasche, una per risciacquare e l'altra per insaponare. Allora, vicino dove usciva l'acqua dalla risorgiva si sciacquava e giù in fondo si insaponava. E allora d'estate, quando non faceva freddo, andavamo a insaponare tutti gli indumenti che così venivano più puliti, anche la biancheria veniva più pulita, più in fretta. E dopo si la portava a casa insaponata, si la lasciava tutta la notte, il giorno dopo se la metteva in una tinozza di legno con l'acqua calda, un po' di soda e li lavavamo. Io mi trovavo bene. Sì, certo d'inverno era freddo, perché d'inverno quando gelava toccava andare con due secchi e uno si metteva la roba a risciacquare, l'altro toccava metterla appena risciacquata perché se se la metteva sulla lastra si attaccava e poi per staccarla si la rompeva. E portavamo con noi un pentolino di acqua calda, bollente. Quando avevamo tanto freddo nelle mani, mettevamo le mani dentro. Un formicolio di quelli. E il nostro lavatoio toccava pulirlo, quelle delle rogge no, perché lavando tutti i giorni e passando tutti i giorni l'acqua non era stagna, non sporcava, il sapone andava via, perché più di tutto era il sapone che sporcava. Invece lì dove abitavo io toccava ogni mese, lo vuotavamo e lo lavavamo con un pezzo di vetro, raschiavamo tutti i bordi. Tutti i bordi del lavatoio, tutto in giro perché veniva una cosa spessa lì di verde, di cosa, dopo erano le sanguisughe anche, che era pericoloso. E non avevamo stivali, toccava andare dentro con gli zoccoli. Questo è il lavatoio di Codesio. Voi sapete che Buia è ricchissima di lavatoi. Ogni frazione, ogni borgata di Buia ha i suoi lavatoi. Questo è un lavatoio molto particolare perché? Perché è molto bello in primo luogo, è un lavatoio isolato, quindi sta nel mezzo della campagna ed è un lavatoio che ha molti anni, molti decenni di storia sulle spalle. Provate a sentire come la giudicate quest'acqua, come calda, bollente, fredda, è freddissima. L'acqua si andava più volte al giorno e andavano sempre quasi i bambini. Quando facevamo il bagno più che la doccia, toccava portare l'acqua, scaldarla, metterla nella tinozza e poi uno alla volta ci si lavava. Allora ogni persona si cambiava l'acqua e andavano molti secchi di acqua. Quindi il sabato era tutto un via vai di bambini a prendere acqua alle fontane.
L'acqua, ragazzi miei, è la linfa della vita, non solo per l'uomo, per tutto, per la natura, per le bestiole, per tutto quanto. Senza acqua non si vive, senza acqua muore tutto. La natura ci ha data l'acqua e l'uomo la deve sapere usare con parsimonia. Ve lo ripeto ancora, senza acqua non si vive. Per una conoscenza più approfondita, più dettagliata delle caratteristiche del fiume Ledra, è assolutamente necessario allontanarsi un attimo dall'asta fluviale, comprendere quelle che sono le peculiarità del territorio di pertinenza del fiume. Il territorio è il bacino idrografico. Nel caso del fiume Ledra il bacino rientra nel grande bacino del Tagliamento, quindi si tratta di un sottobacino, ed è necessario appunto comprendere come l'acqua si muove sulla superficie di questo territorio, ma anche come si muove in profondità. Le acque che scorrono superficialmente, sotterraneamente del bacino, finiscono, nel nostro caso, nel fiume Ledra. La cosa interessante è che il bacino idrografico del fiume Ledra coincide per buona parte con una pianura strana, anomala, che è posta esattamente al centro del territorio della regione. Questa pianura si chiama Campo d'Osoppo Gemona ed è una pianura completamente circondata da rilievi. Si elevano le prealpi Carniche ad ovest, le prealpi Giulie ad est e l'anfiteatro morenico a sud. Quindi una pianura molto particolare, non di grandi dimensioni, che è attraversata dal Tagliamento e in cui scorre per buona parte anche il fiume Ledra. Per capire quelle che sono le caratteristiche di questo territorio che, come ho fatto notare, rientra per buona parte nel bacino del fiume Ledra, è necessario tornare indietro di migliaia di anni, 10.000 anni fa. 10.000 anni fa su questo territorio si muoveva un ghiacciaio, il ghiacciaio del Tagliamento, che inesorabile da monte a valle, da nord a sud scendeva, comportandosi come un ghiacciaio. I ghiacciai grattugiano le valli, grattugiano il territorio in cui si muovono, si caricano sulle spalle le frane, i massi che dalle cime emergenti cadono su questa coltre di ghiaccio e si comportano anche come dei bulldozer. Tutto il materiale che hanno esarato, che hanno grattugiato, viene spinto in avanti e infine abbandonato. 10.000 anni fa il grande ghiacciaio del Tagliamento si arrestò per un aumento di temperatura. Tutto il materiale che era stato spinto in avanti venne abbandonato e formò in tal modo le colline moreniche, quindi l'anfiteatro morenico costituito da 3 archi, anche perché questo rilascio, questo abbandono del materiale avvenne in fasi successive. Il ghiacciaio arrivò a ridosso di Udine, abbandonò un po' di materiale, in parte si sciolse, ci fu un successivo raffreddamento della temperatura, quindi il ghiacciaio si rimise in moto, di nuovo un innalzamento della temperatura, nel frattempo si sono formate già 2 cerchie moreniche, quindi il ghiacciaio per la terza volta torna indietro, freddo di nuovo, rispinge avanti il materiale, forma, definisce la terza cerchia morenica e poi si ritira definitivamente, sciogliendosi. Quindi anfiteatro morenico, a monte dell'anfiteatro si forma un lago che potremmo definire post-glaciale, che si è formato appunto con le acque di scioglimento del ghiacciaio. Un lago nel quale il Tagliamento faceva da immissario e da emissario. Emissario portandosi all'altezza di Venzone all'interno di questo lago, emissario portando, allontanando via le acque attraverso l'attuale stretta di Pinzano. Dopo migliaia e migliaia di anni questo lago è stato riempito dal Tagliamento che con le sue alluvioni ha colmato la vasca naturale che si è formata, però l'acqua non se n'è andata ma si è nascosta all'interno del materasso alluvionale che si è formato. In questo modo si è dato forma ad una falda freatica, una falda acquifera, che ancora oggi caratterizza con nota questa pianura alluvionale, si muove all'interno degli interstizi dei vuoti della pianura e gradualmente scende da monte a valle.
Quindi l'acqua di scorrimento sotterraneo scende gradualmente, ad un certo punto incontra una sorta di valico, di barriera naturale rappresentata dall'anfiteatro morenico, non potendo più muoversi in profondità, emerge e viene in superficie formando un reticolo densissimo di risorgive, e tutte le risorgive che si formano alla fine confluiranno all'interno dell'asta principale, che è costituita e rappresentata proprio dal fiume Ledra. I punti di emersione della falda freatica vengono chiamate polle di risorgivo, testate delle risorgive. Dalle singole testate iniziano a muoversi corsi d'acqua che, come ho detto, si portano alla fine nell'asta principale. Tutte le acque del fiume Ledra, le acque che il Ledra recupera da tutta questa serie di contributi di risorgive, alla fine finiscono all'interno dell'alveo del tagliamento, e quindi la falda, che in origine era stata alimentata dal tagliamento, alla fine, venendo in superficie e muovendosi all'interno dei ridi risorgive, infine nel fiume Ledra, ritorna al punto di partenza, ritorna all'asta del tagliamento. La cosa interessante è che la superficie, il livello della falda non è costante, ma oscilla. Ovviamente dopo abbondanti precipitazioni la falda sale, dopo periodi di siccità la falda si abbassa. Questo cosa comporta? Comporta in alcuni momenti la difficoltà del caricamento delle testate. Quando le piogge non ci sono e quando l'uomo utilizza eccessivamente, preleva eccessivamente l'acqua della falda freatica, c'è il rischio che questa falda si abbassi a tal punto da non poter essere più intercettata. Quindi è necessario in questo contesto gestire al meglio il territorio e quindi affrontare tutte le tematiche che caratterizzano questa superficie, questa pianura, nel modo più corretto e più razionale possibile. Si parla spesso tanto di sostenibilità, la gestione della risorsa deve avvenire proprio secondo questa ottica, e la scala più opportuna per intervenire è proprio quella del bacino idrografico. È necessario disporre di tutta una serie di conoscenze, quindi disporre di un check-up, disporre di una banca dati complessiva di quelle che sono le caratteristiche del territorio. A questo punto, sulla base delle conoscenze, è assolutamente necessario programmare, pianificare gli interventi per poi renderli esecutivi. Conoscenza, programmazione o pianificazione e gestione sono i tre atti del cosiddetto piano di bacino, che è una sorta di master plan da utilizzare per una gestione corretta non soltanto delle acque, ma di tutto quello che il territorio offre, sia in superficie sia in profondità. Il bacino dell'Edra è un bacino di un fiume di risorgiva che stranamente si trova ai piedi delle Alpi. Questo fa sì che il mosaico di ambienti che si trova nell'ambito di questo corso d'acqua e dei suoi affluenti sia molto particolare. Si passa da sorgenti di tipo planiziale, di risorgiva, che formano dei piccoli corsi d'acqua definiti normalmente delle rogge, fino ad un corso principale piuttosto ampio e profondo che confluisce nel fiume Tagliamento. La vicinanza di questo fiume alle pendici meridionali delle Prealpi fa sì che le caratteristiche climatiche, le caratteristiche della fauna ittica e degli ambienti che si scontrano nell'ambito del territorio siano di incontro fra un mondo alpino ed il mondo della bassa pianura e del mare. Tant'è vero che la fauna ittica è caratterizzata dalla presenza di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi, come la trota marmorata, e timallidi come il temolo, che sono caratteristici dell'area alpina e prealpina, contestualmente a pesci che invece sono tipici della bassa pianura, come il luccio, come possono essere scardole, i persici reali, ed infine l'anguilla, che è un pesce tipicamente migratore, l'unico elemento della fauna ittica del Friuli a non riprodursi nelle acque regionali, ma a compiere una lunga migrazione attraverso migliaia e migliaia di chilometri per andarsi a riprodurre nell'Oceano Atlantico. Una cosa tipica degli aspetti ambientali caratteristici del bacino del fiume Ledra è quella che caratterizza gran parte delle risorgive, ovvero la costanza delle acque in molti dei suoi corsi minori, la presenza un tempo di fondi ghiaiosi su acque relativamente povere e con temperature che sono quasi costanti alla sorgente e comunque piuttosto basse.
Questo tipo di condizione crea ovviamente un'enorme ricchezza, un'enorme biodiversità, che tuttavia nel corso degli ultimi 50 anni si può dire che sia cambiata in modo radicale. Ovverosia l'ambiente del fiume Ledra ha subito, in particolare negli ultimi 30 anni, si può considerare come punto di svolta fondamentale quello del terremoto del 1976, dei cambiamenti piuttosto importanti. Il territorio nel suo complesso ha visto cambiare il tessuto urbanistico dei centri abitati principali, una diversa gestione delle acque ed in particolare dei reflui, un cambiamento importante nelle tecniche agronomiche che si è riflesso sulla struttura del territorio agrario della nostra regione e quindi anche della zona compresa fra le colline moreniche e la base delle prealpi, quindi il bacino dell'Edra, e una modificazione in generale dei trasporti, dei solidi, degli inquinanti dal territorio al corso d'acqua. La diminuzione notevole di alcune specie ittiche, in particolare proprio della trota marmorata e del temolo, a livello regionale ma anche all'interno dell'ambito del bacino dell'Edra, è dovuto sì alla pressione antropica diretta, quindi a catture o a una gestione, un'emissione che nel passato, diciamo fino all'inizio degli anni 90, era piuttosto errata dal punto di vista naturalistico-scientifico, ma è dovuta anche e soprattutto al fatto che il cambiamento dell'ambiente ha fatto sì che manchino i presupposti per la riproduzione di certe specie ittiche. La pesca era mezzo secolo fa un'attività prevalentemente di sussistenza nella nostra regione. I pescatori, tra virgolette, sportivi erano veramente molto pochi ed erano limitati a persone che vivevano nei centri principali e che per puro piacere andavano a pescare in luoghi lontani da casa per svago. La gran parte dei pescatori erano pescatori che pescava per vivere, per integrare la propria dieta, per integrare il proprio reddito, e quindi l'obiettivo principale era quello di catturare fauna ittica di qualità opportuna per l'alimentazione e in quantità necessaria a soddisfare il fabbisogno familiare ed eventualmente per vendere qualcosa a terzi e guadagnare del denaro. Caratteristico è stato sempre l'uso delle reti, per esempio, oppure l'uso della pesca notturna con la fiocina e l'illuminazione ad acetilene, che erano caratteristici di tutte le zone planiziali, sia del Friuli che del bacino padano-veneto. Nel corso degli anni questa situazione lentamente è cambiata. L'economia, in particolare del Friuli, proprio dopo il sisma del 76, ha subito un'accelerazione notevole. C'è stato un cambiamento nella struttura economica e sociale del nostro territorio, il fenomeno dell'emigrazione è cessato e si è allargata la cultura della pesca come pesca di diletto, la pesca sportiva. Il fenomeno è iniziato in realtà ben prima del 1976, del terremoto, tant'è vero che l'istituzione di un ente gestore regionale come l'ente di tutela pesca è del 1971 e deriva dall'enorme numero di pescatori sportivi presenti sul territorio del Friuli. Nelle acque interne si può considerare quasi scomparsa la pesca di mestiere, sicuramente nelle acque interne dell'alta pianura e quindi anche dell'Edra non esiste più una pesca di mestiere istituzionale e la pesca si è trasformata in una sorta di attività sportiva il cui scopo non è più quello di catturare, ma è quello di ottenere soddisfazione nella sfida con l'ambiente e con il pesce. Di pari passo le tecniche utilizzate sono cambiate moltissimo e oggi si sono sempre più diffuse alcune tecniche di pesca che sono nate in altri paesi e che sono sempre state eminentemente di tipo sportivo, per esempio le tecniche che utilizzano esche artificiali, e in particolare le esche artificiali con ami che sono privi dell'ardiglione per rendere più facile la liberazione del pesce, fra cui ci sono le tecniche dello spinning e le tecniche della pesca a mosca, ed in generale sempre più pescatori tendono a rilasciare ciò che hanno catturato, quindi non a portare a casa il pescato, quello che hanno preso in ambiente. Siamo sul fiume Ledra, dove oggi esamineremo un notevole quantitativo, circa 50 kg, di marmorata adulta. Questa trota, tipico endemismo padano, un tempo molto presente in queste acque, negli ultimi decenni aveva corso un serio rischio di estinzione. L'Ente di tutela pesca ha iniziato all'inizio degli anni 90 un progetto di studio per la reintroduzione di questa specie, che oggi è praticamente a regime e che ci permette di inserire nei nostri corsi d'acqua della regione
dove una volta questa trota era molto presente, animali di varia taglia che vanno dal novellame fino all'animale adulto e quindi permettere una sua reintroduzione e scongiurarne per sempre il pericolo dell'estinzione. Gli animali provengono dall'impianto di Moggio Udinese, di proprietà dell'Ente della Pesca, e sono animali mediamente di 3-4 anni. La taglia è rilevante e questo ci permette di l'anno prossimo di farli diventare direttamente dei riproduttori. In questo modo noi riusciremo ad avere una nuova popolazione autoctona e quindi invertire la tendenza che in questi anni si era accentuata di spopolamento. In questo tratto di fiume abbiamo un sistema di pesca particolare che permette soltanto l'uso di esche artificiali e quindi praticamente molto rispettoso degli animali sotto misura. La taglia di questo esemplare per poter essere trattenuta è di 35 cm e quindi tutti gli esemplari al di sotto di questa taglia devono essere immediatamente rilasciati con la massima cautela. In questo modo riusciamo a permettere che l'animale raggiunga la taglia in cui riesce a diventare riproduttore e quindi dare inizio a una popolazione selvatica che è poi quello che noi interessava maggiormente. Il tratto di fiume interessato è stato studiato negli anni scorsi dall'Ente della Pesca che ne ha garantito la vocazione alla reintroduzione dell'animale che oggi stiamo seminando. Come ho già detto, la trota marmorata, che è un tipico endemismo padano, praticamente aveva subito dei processi di rarefazione notevole anche in queste acque. Il mezzo attrezzato stamattina ha caricato i pesci da semina e adesso, grazie all'intervento degli operatori, questi animali potranno riprendere una vita selvatica nel fiume di appartenenza probabilmente dei loro genitori. Fino all'immediato dopoguerra le comunità rurali avevano uno stretto rapporto con i corsi d'acqua che attraversavano la loro terra. L'acqua era riconosciuta come un bene comune e guai a chi la sporcava. L'avvento della modernità ha introdotto uno stile di vita che ha determinato la rottura del rapporto di simbiosi che esisteva fra comunità e corsi d'acqua. Il benessere portò a un inesorabile degrado ambientale dei corsi d'acqua, che divennero ricettacolo di scarichi fognari e di rifiuti di ogni genere. Un'inversione di tendenza prese corpo nel 1976, a seguito dell'approvazione della legge Merli a tutela delle acque dall'inquinamento, e grazie alle iniziative intraprese dai movimenti ambientalisti. Una delle principali cause del degrado dei corsi d'acqua è rappresentato dagli scarichi degli impianti di depurazione, anche di quelli gestiti correttamente ma privi di trattamenti di rifinitura dei processi di depurazione. Le immagini che seguono documentano l'impatto dello scarico di un piccolo depuratore civile sull'acqua di risorgiva che un tempo alimentava un lavatoio. L'acqua scaricata dal depuratore appare limpida, ma porta con sé sostanze organiche che alimentano lo sviluppo di consistenti masse batteriche nel russello che le riceve. Periodicamente le masse batteriche si staccano dai fondali e conferiscono ai corsi d'acqua l'aspetto di fogne a cielo aperto. Questo avviene soprattutto durante periodi di scarsa piovosità. Ad una certa distanza dall'ingresso dello scarico del depuratore si può notare un rinverdimento del fondale. Questo fenomeno è dovuto a un processo di autodepurazione delle acque. Si passa dalla presenza prevalente di masse batteriche alla presenza di alghe. Le masse batteriche si sviluppano a spese delle sostanze organiche contenute nello scarico del depuratore, mentre le alghe si sviluppano in funzione delle sostanze minerali generate dai batteri. Le masse batteriche e algali diventano dannose nel momento in cui si depositano in acque stagnanti o in acque che scorrono a bassa velocità. La putrefazione di masse batteriche e algali possono determinare condizioni di asfissia nei corsi d'acqua
con conseguente moria di pesci, vermi e altri animali acquatici. Per evidenziare la presenza negli scarichi di sostanze organiche in quantità potenzialmente dannose, è stato sviluppato un apposito biosensore. Il biosensore installato sullo scarico del depuratore consente di valutare l'impatto dell'acqua scaricata sul corpo idrico che la riceve. Fenomeni di degrado di questo tipo possono essere impediti dotando gli impianti di depurazione di trattamenti di rifinitura, come ad esempio quelli in dotazione presso il depuratore che serve la zona industriale di Buia Osopo. In questo impianto è stato creato uno spazio appositamente attrezzato per favorire lo sviluppo di biomasse batteriche filamentose. Le masse batteriche vengono recuperate sotto forma di fango, pressate e avviate allo smaltimento in conformità della normativa vigente. Una particolare struttura è stata creata anche per favorire lo sviluppo all'interno del depuratore di biomasse algali. Anche le biomasse algali vengono recuperate e avviate allo smaltimento in conformità della normativa vigente. Il trattamento di rifinitura comprende anche un bacino dove vengono coltivate piante acquatiche. Le radici delle piante intercettano particelle di sostanza organica e l'accumulano. Il materiale solido intrappolato tra le radici viene rimosso sotto forma di zolle e avviato allo smaltimento. La parte foliare delle piante viene sfalciata e anch'essa avviata allo smaltimento. Anche la lenticchia d'acqua trova applicazione nel trattamento di rifinitura delle acque scaricate da questo depuratore. Le lenticchie d'acqua sono delle minuscole pianticelle che si sviluppano rapidamente grazie alla presenza di elementi minerali nell'acqua. Queste immagini mostrano singole lenticchie d'acqua con le loro radici filiformi. Anche le lenticchie d'acqua vengono recuperate e avviate allo smaltimento. Passando attraverso lo stadio di rifinitura, l'acqua scaricata dal depuratore perde gran parte delle sostanze che diversamente andrebbero a provocare degrado nel corpo idrico che le riceve. Lo stesso biosensore visto in precedenza può essere usato per valutare il potenziale che ha uno scarico di favorire lo sviluppo di eccessive masse algali. Questa immagine evidenzia l'utilità pratica di questi biosensori. Il biosensore sulla sinistra è rimasto sospeso in un corso d'acqua che sfocia nell'Edra. Su questo sensore si è formata una pattina batterica. Quindi siamo in presenza di un'acqua che provoca degrado ambientale. Mentre il biosensore sulla destra è rimasto sospeso in acqua di risorgiva per 2 settimane e risulta privo di pattina batterica. Attribuire all'attività agricola la causa del degrado dei corsi d'acqua è fuorviante. La presenza di corsi d'acqua di vistose masse batteriche e algali è quasi sempre riconducibile agli scarichi degli impianti di depurazione. Si tratta di fenomeni di degrado ambientale che possono essere facilmente eliminati adottando adeguati trattamenti di rifinitura a valle degli scarichi degli impianti di depurazione. Il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale è una società leader nel settore del servizio idrico integrato della provincia di Udine. È composta da 72 comuni, enti locali, più la provincia di Udine. Il CAFC ha una rete molto ampia di circa 4.000 km e serve comuni dalla morfologia, dai problemi più diversi. Se pensiamo alla realtà delle Valli del Natisone, se pensiamo alla realtà della Bassa del Medio Friuli, se pensiamo alla realtà di Lignano, che come sappiamo non è solo un comune dei 7.000 abitanti, ma che in estate diventa un problema di importanza regionale o sovraregionale. È una realtà che nel tempo ha saputo migliorarsi,
rendere sempre la sua attività più efficiente, affrontare le sfide che una gestione così delicata, così sensibile per i cittadini richiede. In particolare ha saputo trasformarsi da semplice società acquedottistica, quindi destinata a gestire la potabilizzazione, in società che gestisce tutto il servizio idrico integrato, quindi accanto all'acqua potabile anche la fogna e depurazione. Come dati credo che siano importanti anche da ricordare è il numero delle utenze che il CAF serve, che sono circa di 110.000, che ripeto nel periodo estivo aumentano con la presenza consistente dei turisti, in particolare a Lignano. Uno degli ultimi comuni importanti che è venuto ad arricchire la grande famiglia del CAF, che è stato il comune di Gemona del Friuli, un comune importante la cui adesione ha permesso proprio di aumentare di circa il 6% le utenze della stessa società. Ora, l'acqua è un bene che viene definita indisponibile, e cioè un bene che i cittadini sentono come proprio e quindi non è disponibile per essere gestito in termini, diciamo così, privatistici o in qualche misura per essere un elemento di business, un elemento di affari. E questa è una sensibilità che il CAF ha percepito, ha sentito e ha cercato anche con le trasformazioni legislative in atto, che spesso portano a una forte privatizzazione, ha cercato di invece dare una risposta più ancorata al territorio, ai bisogni dei cittadini, e quindi ha avviato una procedura, un processo che porterà la società a diventare, come si dice con un termine inglese, in-house providing, che altro non è che la possibilità di avere la gestione in proprio, quindi senza gara, quindi mantenere il controllo, la gestione di questo bene così importante in casa propria. È una sfida questa molto importante che tutti i soci, che come dicevo prima sono parecchi, hanno accettato volentieri, e fare in modo che quindi anche in linea con la comunità europea l'acqua rimanga a casa nostra. Quindi l'ATO, che è l'autorità d'ambito che si è formata nella nostra regione con la legge che è stata approvata nel 2005, è l'autorità che affiderà al CAF la gestione diretta dell'acqua, proprio perché il CAF ha fatto sì di avere quei requisiti che la legge chiede per poter gestire l'acqua in proprio. Le reti, come dicevano, sono hanno circa 4.000 chilometri, sono reti che spesso sono obsolete, che hanno bisogno di investimenti e di manutenzione continua. Questa è una sfida anche economica, ma come dicevo, con l'affidamento diretto il problema sarà quello di far sì che il CAF diventi sempre più un'azienda, perché sarà l'atto a definire la programmazione degli investimenti e quindi anche il rinnovo delle reti o l'aggiunta di nuove reti. Sarà l'atto quindi dire quelle che saranno le priorità che il CAF gestore dovrà decidere a fronte di una tariffa che lo stesso atto determinerà. Nel 2006, per dare un esempio, il volume fatturato dell'acqua è stato di circa 24 milioni di metri cubi, quindi volumi importanti. L'acqua, si dice, non finirà mai, ma questo non è giusto dal punto di vista invece di una valutazione delle risorse idriche, della capacità di prelievo. E quindi è importante, per fare questo, agire sulle reti, in 3 modi. Innanzitutto attraverso quelle che sono il recupero delle parti più obsolete e quindi togliere la possibilità di dispersione di molta acqua, che porta a 2 tipi di problematiche. Uno è il maggior consumo di energia, perché è chiaro che se le reti perdono bisogna maggiormente pompare acqua e quindi consumare energia. Sappiamo tutti che il petrolio è cresciuto, quindi i costi aumentano. Dall'altro lato disperdiamo un bene importante come l'acqua. Il CAF quindi è, come dire, in prima linea, ecco, sul fronte della gestione del servizio idrico integrato, cercando proprio di accettare la sfida che le modifiche della legislazione, che la società chiede, con un'attenzione particolare ovviamente ai cittadini e ai consumatori che hanno bisogno di un'acqua sempre pura, da bere, non solo da lavare, e soprattutto sotto questo aspetto, oltre a quelli che sono i controlli normali che la ARPA, che le società pubbliche deputate fanno, ha aggiunto un servizio proprio
per garantire maggiormente la salubrità dell'acqua con interventi aggiuntivi che noi facciamo in proprio di controllo della potabilità dell'acqua. Un argomento a parte che forse viene spesso sottovalutato, perché giustamente si pensa all'acqua che si beve, è quello che molto spesso l'acqua viene usata anche per scopi non prettamente per la famiglia, domestici. L'acqua oggi viene usata nell'industria, viene usata nell'agricoltura. La sfida quindi del futuro sarà quella, attraverso un rinnovato impegno nel settore della depurazione, di far sì di recuperare invece l'acqua depurata per questi scopi cioè legati appunto ad attività industriali piuttosto che ad attività agricole. Questo sarebbe un modo per risparmiare l'acqua da un certo punto di vista e appunto recuperare un'acqua che altrimenti andrebbe dispersa. Contemporaneamente bisogna anche, credo, fare un'attività più capillare nelle scuole e nelle famiglie anche all'educazione della risorsa. Sembrerebbe che un gestore debba dire consumate più acqua, perché più acqua consumate più noi guadagniamo. Invece la sensibilità che ci deve accompagnare, che è quella di un servizio pubblico, non è quella del business in se stesso, è quella certamente di un servizio che deve essere economicamente equilibrato, che deve dare dei risultati, ma deve essere soprattutto un servizio efficiente ed efficace. Quindi noi diciamo che bisogna fare in modo anche che il cittadino sappia avere un atteggiamento verso l'acqua di consumo inferiore, ecco, cercare di razionalizzare il consumo, perché anche questo porta a sicuramente tutelare un bene come l'acqua. Il nostro territorio è caratterizzato da corsi d'acqua e risorgive, essendo situato ai piedi delle montagne. Questo territorio ha una valenza importante dal punto di vista ambientale, quindi, ed è necessario tutelarlo in tutte le maniere. Questi corsi d'acqua e queste risorse naturali hanno sempre caratterizzato la vita di questo territorio, creando così delle attività incentrate sul passaggio di questi fiumi e sulla caratteristica di queste risorgive. Oggi le amministrazioni hanno il compito di tutelare queste risorse perché sono risorse importanti soprattutto per il domani. Questa amministrazione ha lavorato molto per l'ambiente, puntando sulla riqualificazione di alcune aree importanti umide e anche sulla ristrutturazione e sulla revisione di alcuni tratti di fognatura. Sappiamo importantissimo questo aspetto perché le fognature hanno la potenzialità di degradare quello che è l'ambiente naturale dell'acqua. Quindi interventi importanti sono stati fatti, anche molto pesanti dal punto di vista finanziario, ma sappiamo di aver agito bene anche in prospettiva futura. Auspichiamo ovviamente che anche i comuni vicini del nostro territorio attuino le stesse strategie e le stesse azioni per poter far sì che tutto il bacino di questi fiumi e di queste risorgive possano essere in qualche modo tutelate anche per il futuro da possibili inquinamenti o degradi che possano venire da effetti negativi di scarichi fognari o di scarichi abusivi che possono danneggiarli. È importante che tutte le amministrazioni abbiano un occhio di riguardo, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente, e questo sta alla sensibilità degli amministratori, perché questo è quello che consegneremo poi ai nostri successori, ai nostri figli, ai nostri nipoti. Quindi un'opera necessaria, importante, tassativa per quanto riguarda noi amministratori, ma per quanto riguarda anche tutta la popolazione di questo territorio. Il fiume Ledra è indubbiamente una parte importante del territorio del comune di Buia. È una parte importante non soltanto perché appartiene a questa nostra comunità, ma anche e soprattutto perché ha delle peculiarità che non sono presenti in altre parti del territorio della nostra provincia e della nostra regione. Mi ricordo indubbiamente che c'erano delle attrattive, ad esempio sulla pesca, c'erano delle persone che arrivavano dalla Lombardia, dal Veneto, per venire a pesca nel fiume Ledra. Da qui sicuramente abbiamo la percezione di quella che è stata e che è per certi aspetti questa peculiarità di questo nostro fiume. Arrivati dopo gli anni 2000 abbiamo la necessità di cambiare indubbiamente rotta, dopo decenni di incuria in cui di fatto ci si occupava di aspetti diversi rispetto a quelli ambientali. Oggi abbiamo la necessità
di trovare delle peculiarità diverse. Da qui credo ci siano le necessità di ritrovare delle soluzioni che le istituzioni devono portare avanti, dal comune, dalla provincia, dalla regione indubbiamente, per cercare di valorizzare questa risorsa. Una risorsa che è diversa rispetto ai decenni precedenti, ma oggi una risorsa ambientale peculiare come quella del fiume Ledra è indubbiamente quella di ridare ossigeno sotto questo profilo ad una peculiarità che indubbiamente può riservare degli aspetti importanti dal punto di vista soprattutto turistico. Io posso immaginare che Buia, il fiume Ledra soprattutto, diventi un percorso ambientale e turistico all'interno di una vasta area quale è quella del Friuli Venezia Giulia. Io credo che con le sensibilità odierne ci siano le necessità di riuscire a sviluppare questi temi effettivamente per dare a Buia e al suo fiume, che è quindi il fiume Ledra, quello che gli spetta e che gli merita. Nelle acque del Gemonese il fiume Ledra è la madre, la direttrice maggiore, il fiume più importante di tutto il campo di Gemona-Osoppo. Il fiume ha nelle sue origini antichissime di un'acqua fresca, pulita, dal punto di vista anche batteriologico, una ricchezza per il territorio. Ebbene ha fatto la Regione, i comuni contermini, Buia e il CAFC, a valorizzare questo importante fiume che nel corso dei secoli ha segnato sia l'economia che l'ambiente di Gemona e del Gemonese. Vogliamo valorizzarlo e conservarlo al meglio. È una ricchezza che noi dobbiamo lasciare ai nostri figli. Noi dovremo continuare con quelli che sono gli interventi parzialmente già iniziati dal Comune di Gemona e anche con la Protezione Civile per predisporre tutte quelle che sono le messe in sicurezza dei fiumi a monte della sorgente del fiume Ledra che, come noto, nasce nel basso territorio del Comune di Gemona. Anche a Gemona si è posto in questi ultimi anni un problema di quello che è la salvaguardia della sicurezza, in particolare delle acque, e relativamente a quelli che sono gli scarichi delle moltissime abitazioni che nel corso di questi ultimi 50 anni sono cresciuti e nati nella piana gemonese. Ci sarà un impegno, adesso il CAFC è subentrato al Comune di Gemona anche per il discorso del ciclo idrico integrato. Il CAFC continuerà quell'opera di sicurezza e di salvaguardia per il fiume, quindi un auspicio, un augurio e un impegno da parte dell'amministrazione comunale per continuare a sostenere le iniziative che vedano il fiume anche come legante fra queste popolazioni che fra loro hanno sempre trovato un'intesa dal punto di vista economico, sociale e anche ambientale. Non sono un esperto ambientale, però dopo tanti anni di attività amministrativa dobbiamo tener conto e soprattutto capire che il bacino dell'Edra è una delle realtà ambientali, delle risorgive più importanti della Pedemontana orientale. È importante anche ricordare cos'era nel passato, decenni, secoli fa, il fiume Ledra, e credo quindi che proprio questo DVD, questa scelta di riportare la storia, gli usi, le tradizioni che crescevano intorno a questo fiume sia un fatto non solo di recupero di una memoria, ma sia un fatto anche di insegnamento nei confronti dei nostri giovani, che l'ambiente va rispettato, va valorizzato. Qual è l'obiettivo che oggi le amministrazioni comunali, che oggi la Regione deve porsi? Un progetto organico di recupero, un progetto organico di salvaguardia, un progetto organico di valorizzazione. Questa possibilità darà non solo una prospettiva per il futuro di mantenere un ambiente sano, ricco di fauna, ricco di flora, un ambiente particolare forse introvabile in altre zone della nostra regione, ma soprattutto può diventare anche un momento economico, perché l'ambiente non può essere solo una fotografia, non può essere un qualcosa di immobile, ma deve essere una ricchezza che viene capita, compresa e deve produrre anche risorse economiche. In questo senso, da parte della Regione c'è un impegno preciso a sostenere, a supportare con i propri finanziamenti, nei limiti ovviamente dei bilanci regionali che ci sono, però con forza perché ci sia questo disegno e questo progetto organico
che comporta un risanamento di una delle zone più delicate dal punto di vista ambientale. Bisogna riuscire a conciliare lo sviluppo economico, a conciliare le abitazioni, a conciliare lo sviluppo anche degli insediamenti umani, però salvaguardando questo patrimonio che non è, ripeto, solo ambientale, non è solo un fatto educativo, ma è un fatto che dal punto di vista economico può anche diventare un'opportunità, e oggi come oggi dobbiamo cercare veramente con fantasia e con grande sforzo nuove opportunità, perché l'ambiente è una ricchezza che non possiamo perdere. Il bacino dell'Edra e la zona delle risorgive che riguardano il territorio di Artegna sono per noi una risorsa molto importante, una risorsa sulla quale siamo concentrati da un po' di anni con varie azioni. Alcune a livello urbanistico e riguardano iniziative che sono, diciamo, nei poteri di una singola amministrazione comunale, altre invece necessariamente in collaborazione con le altre amministrazioni del territorio. C'è un primo discorso che riguarda il Comune di Artegna e il Comune di Magnano Riviera, nostro confinante, che hanno voluto alcuni anni fa intraprendere la strada di una certificazione ambientale che si chiama ISO 14001 e che abbiamo raggiunto 2 anni fa con grande soddisfazione. Il primo degli obiettivi che ci siamo dati è quello di tutelare il Ledra e la falda acquifera che dall'Edra viene alimentata, che è una risorsa importantissima per buona parte della regione Friuli-Venezia Giulia. Un secondo obiettivo che ci siamo dati riguarda quello di creare un organismo che ci consenta di coordinare gli interventi proprio a tutela e salvaguardia del bacino dell'Edra dal punto di vista idraulico e dal punto di vista ambientale. Per far questo abbiamo chiesto l'appoggio a tutte le amministrazioni comunali del bacino dell'Edra e alla Regione. Metteremo insieme le forze e le capacità delle amministrazioni comunali del territorio per raggiungere un obiettivo importante: raccogliere tutta la documentazione scientifica che già è a disposizione riguardo al bacino dell'Edra e al suo stato di salute, individuare dei punti di monitoraggio che ci permettano di tenere d'occhio le fasi più delicate del corso d'acqua, sia dal punto di vista microbiologico che dal punto di vista chimico, e quindi insieme definire gli interventi necessari, ma soprattutto la priorità che questi interventi devono avere, perché la logica deve per forza di cose essere un ragionamento a livello di bacino. Mi spiego: se c'è una fonte di inquinamento in un comune magari piccolo a monte che non ha la capacità di trovare i finanziamenti necessari per l'intervento, comunque quell'intervento è il primo che deve essere fatto. Ecco, riteniamo che queste azioni siano concrete e importanti per preservare un ambiente che per noi è fondamentale. C'è un altro progetto che sta prendendo forma a seguito dell'approvazione anche di una legge regionale che è stata approvata durante il 2006 e che mi pare che per 4ª regione in Italia il Friuli Venezia Giulia ha recepito e ha normato gli ecomusei. In questa zona si è già avviata un'esperienza di ecomuseo delle acque, al quale il Comune di Artegna partecipa, e che quindi proprio sul bacino del territorio dell'Edra vedrà di coordinare, di valorizzare, di pensare, di inventare, di potenziare tutte quelle possibilità di conoscenza, di indagine, di didattica su un ambiente veramente unico, che è quello delle risorgive delle colline moreniche della Pedemontana e del bacino dell'Edra, che dal punto di vista proprio didattico ambientale è di interesse elevatissimo. In questa avventura abbiamo diversi partner: primo il Mulino Cocconi, che è stato un po' pioniere di questa esperienza, e poi di nuovo i comuni di questo territorio, per cui da Gemona, Buia, Montenaris, Magnano Riviera, i comuni che su questo bacino orbitano e che su questo bacino hanno interessi. E quindi, diciamo, le attività rispetto a questa importantissima risorsa sono molte e speriamo di poterle portare a termine abbastanza rapidamente. Questo dipenderà un po' dai soldi, come al solito, e un po' dalla buona volontà
di noi amministratori ma anche di molti altri soggetti che in queste vicende ci fanno da partner e che quindi possono darci una mano determinante, a partire dall'autorità di bacino per arrivare a associazioni di volontariato, per esempio il Comitato di tutela e difesa del bacino dell'Edra, che è un comitato spontaneo di persone che hanno sensibilità rispetto a questi problemi.